Presidente, dopo 10 km di questa meravigliosa pista ciclabile, cosa consiglia ai cicloamatori d'Europa? Erano solo 10. Erano solo 10. Pensavo fossero 120, 130 per la fatica che ho fatto. Consiglio a chi ne ha la capacità, ma anche a chi non ce l'ha, perché insomma uno più scarso di me in bicicletta credo che non esista in tutto il Veneto, quindi si può fare, poi non occorre mica farla correndo. Consiglio a tutti di farla perché è bellissimo. È bellissimo l'ambiente, sono bellissime le visuali, è bellissimo anche il percorso, che a meno che uno non sia proprio incapace di usare una bicicletta come il sottoscritto, può essere percorso davvero in allegria, passando una giornata straordinaria. Il Cadore adesso ha questa nuova, chiamiamola infrastruttura viaria, ma di cos'altro ha bisogno per quanto riguarda il sistema infrastrutturale? Di tutto, perché non c'è una strada che ci possa portare a nord in tempi decenti. Non ci sono, in una parola, le stesse opportunità di vita, di successo, di ricchezza, di benessere che ci sono in una qualsiasi città delle nostre 7 province. E quindi per essere giusti per davvero occorre dare agli uomini della montagna bellunese, ma penso anche a quella vicentina e veronese, le stesse opportunità di uno che vive a Cittadella. Guardi che sono modesto in questo, non chiedo le stesse opportunità di uno che vive a Bolzano o in qualche fortunato borgo del Trentino, che ottiene un trattamento dello Stato ignobilmente vantaggioso. Mi accontenterei delle stesse condizioni del resto della città, del resto della regione. Dopodiché un giorno o l'altro qualcuno ci spiegherà perché uno di Bolzano o uno di Rovereto deve essere finanziato dallo Stato 8 volte rispetto a uno di Valle di Cadore o di una di qualsiasi delle nostre città di montagna.